Mia madre, che era sempre andare da cucina con la mappina sempre nella sbarra, sempre la mappina, sempre così, mia madre. Così. Dove sono finite le donne che stavano già raccontato negli altri momenti passati? Lei predileggeva il ristorante, lei voleva andare al ristorante, il ristorante di chi dega, il ristorante che tu vedi un cameriere che cammina con questi piatti, il ristorante che hanno questi piatti enormi, che tu tali coperti dici, dai che bello che c'ha essere da ringia, una cacatella di pasta al centro, una buca di minchiata intorno. E io mi sono lì che una volta nazionali, ma per essere come dire, un po' alla pace, no? Per essere più gourmet, antipasto, perché parlano così, come antipasto che posso portare del formaggio di pecora stagionato, pecorino. Allora mi moglie dice, Gio, hai catarro? Dice no, allora me lo so io lo do a mio figlio che stanotte rantuleava, capace che come le spetture al vecchietto. Pomodorino soleggiato. Oh. Di grazia, che cos'è il pomodorino soleggiato? Pomodoro secco. E come lo scrive? Punto secco. Se s'ha chiamato sempre secco, perché c'è secco, si dice secco, s'ha chiamato sempre sì. Non è che se tu verrà uno magro, mensacciata che ci mi chiamassi il soleggiato fuori, che ci dice? Oppure se vedono a me che mi hanno a dire, che chiama sempre all'ombra, insalata di code di polpo. Insalata di code di polpo. Puta, lo fa avere un po' poca cura, ma per saperne parlare, a te granfe, si chiamano granfe, tentacoli, come li vogliamo chiamare, da noi si dicono granfe. La coda di polpo. Oppure, se no ce le posso portare una dadolata di ortaggio violaceo in agrodolce. Era la caponata, l'ortaggio violaceo era la melenciana. Oppure, se non le posso portare un timballo di piccoli anellini al raguttino artigianale. Era la pastofuglio. Gentilmente, cannule secche di acqua e farina. E che dice, che cos'è? La pasta. In matrimonio con piccoli pesci azzurri tirrenici, i side, in un letto di piccoli omosessuali incazzati. Dice, che cos'è? O fenocchietto sebatico, ti piace così?